Ciao, buongiorno. Speriamo che il pensiero di oggi vi piaccia. Non dimenticate di lasciarci i vostri commenti. Scriveteci da dove venite, da dove ci ascoltate e se avete dei suggerimenti vi ascoltiamo. Pensiero del giorno. Domenica 7 settembre. Essere strumenti di pace. Gesù dice: Beati i costruttori di pace. Oggi, con tutte queste tensioni, con la guerra che è scoppiata, dobbiamo essere costruttori di pace. Da dove dobbiamo cominciare? Da noi stessi, da noi stessi. Quando dentro di noi sentiamo qualcosa che ci turba, dobbiamo mettere pace nel nostro intimo, perché non ne conosciamo le conseguenze. Siamo già un focolaio di tensione se lasciamo esplodere quel qualcosa che c'è dentro di noi. E poi nelle nostre famiglie, negli uffici, nelle scuole, costruttori di pace, portare la pace, perché non si conosce nemmeno l'effetto che ha questo nostro modo di agire. È come quando si getta un sasso nell'acqua, non si conosce l'effetto benefico. Chissà cosa sarebbe successo se non avessimo agito come costruttori di pace. Domenica 7 settembre. Essere strumenti di pace. Chiara Lubick al Congresso Eucaristico Diocesano, Frascati 2 maggio 1982. Parola di vita, settembre 2025. Rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetto 6. Non dimenticate di lasciare un like se vi piace e di abbonarvi e di consigliarlo a qualcuno. Ottimo, vi aspettiamo anche domani. Abbracci e cordiali saluti.